Hai ragione, Maria. Non dare retta, compagnella mia. Che stia vita nostra. E non dare retta noi. Amici appena una bella tazzolella di caffè. Tanta vai di alla pazza. E vai di tanta bolletta, tanta pasta, e vai di marichi. Con tanti contenitori. Proprio a me se già c'è, me la rata. Chi ha fatto pubblicità contenitore mio? Certamente è stato Giubatero. La figlia della signora Geltrude. Ma mamma chiama, signora Geltrude. Questo è il ballo del qua qua, questo è il ballo del qua qua. E la papera che fa qua 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 qua. Ma ti chiamate, ma che pulita? Ma vi avvi pulita? E che pulita? La figlia vostra ha fatto pubblicità contenitore mio. Ah no! Onna Carme che non ne ha puzza e figlia. Ecco, pure ti dici che si capisce dei puzzi delle figlie vostre? Gesù, io tengo tanta figlia non so la vita. No, che legge Battaglia che è scostumata. Stamattina stiamo passando sotto i vostri contenitori. E in da stella hai dato 4 pistazze a coppa a basso. E beh, che vai, poi? Che era l'accureccio. E voleva essere pure ma che pulita che l'ha creatura. Qui c'è la vita che è creatura me. Avete ragione, perché non vi posso compiacere, perché io sono vedova. Però, signora Geltrude, io mi ricordo ancora a marito, ma che dolore che senteva. Una Carme vi ricordate ancora? Ma che avete capito? Quando mio marito mi saglieva un coppa di pera. Io pensavo che io vi ritto, comunque Anna Carme qui c'è la vita che è creatura me. Che le sono assai, che già fa mi magna. Avete ragione, i figli sono pizzicatori. O la Geltrude vi confesso, io avevo figlio. Ah, che facesse, figuratevi, che io mi facessi rompere tutte cose. Ma che altri sei? Volete fare un briccio? Ma che ti capita, rompere la casa? E voi parlate sempre plurale, comunque andate a orienziamo. Che le case è detto che a tenere una figlia. Una figlia, io sono frase da un corpo, figuratevi, che meno uno scarraffone a brostolito posso fare io. Ma che voi a tenere una figlia. Oh, la Geltrude! Ma basta! Ovvero teneva una figlia. Sapete perché? Io sapete. Io non so buona a fare figlia. Era scorfanello. Che schifo, pure scorfanello. Ma l'ha già cresciuto con l'attrezzo. Che le picciò forse si ingrassava. La facetta di una comunione. Si deve fare le carni tutti i giorni. Poi belle e buone. Non l'ha già visto più. E Vaggerito viveva a lei? No, non l'ha già visto più perché se le chiude la casa. E fanno brutto mestiere. Che mestiere fa? Fa zoccola. Io mi avevo sputo in faccia, come mi state a fare a me? E aggiate pazienza, in dei nervi, non so quello che faccio, e ma non parlarmi più, sapete perché? Perché sta venendo la cliente la vostra. Avete ragione, ma stamattina sono denari, Buongiorno, Geltrude. Buongiorno, signor Ama. Senti, mi hai fatto quel vestito? Signor Ama, venite alle 5 e senza ricevere una parola vi faccio il vestito pronto. Va bene, allora io vengo alle 5, ti raccomando. State in mano a me, state buono. Buongiorno. Buongiorno. Oh, la Geltrude, la signora cliente vostra, si è scrutata una carta intera per it. E pigliatelo voi, Anna Carme, io mi posso abbucco. E che le sta dopo pipì? E pigliatelo, valente, siete abituati. Tenete. Ah, grazie. Ah, è una cambiale. Ma che facile, ma ti devi fare che? Ma quando mai non vridi, ma sto mettendo in da sala. Ratemo promessa, Iva che vieni, tengo qua pretti con po' fu. Grazie, sta bruciando. Ma che già fai la già leggere. Caramale, l'aspetta solito vostra rete contenitore. Tuo Salvatore, ma chi lo marito si chiama Luigi? Scusate, No, mi dispiace da passare una volta perché i contenitori non ce ne stanno. ma io vostro candredo? E che bulito? Io voglio un'informazione. Discite. Che non uscisse una certa Carmela Esposito. E voi chi siete? Io sono la figlia. E state zitte che proprio stamattina mi parlate di te, che lei non te vuole sentire proprio. Te prego, chiama a me. E allora mi va che amici. Però tu sei sicuro che è quello che fai? Come? Mi va che a me nei piedi suoi. E allora mo ci parli, mettete la rete a me. Neonna Carme, Ah, mi avete chiamato la Geltrude? Io vi ringrazio, certamente avete fatto le pieghe. i picciò ve l'ha già fatto, per ora che voi mi mettete pure. Sì, io vi ringrazio per quello che avete fatto per me, ma adesso vado di fretta, sapete perché? Ha già pigliato la pensione. E in un momento, Anna Carme, prima della pensione c'è sta una cosa più importante dei soldi. C'è sta figlia vostra. No, ora qua mi metto scuorno in faccia, ma non può capire. Non abbassa te quartiere Napoli, mi sono scuorno in faccia e pure qua. Ma tu non puoi capire che tu non sei figlia a me. Io ti smala dico io nel latte che t'ha girato. Te ne hai annalzato l'occhio mio, te ne hai, che sei una mala femmina. No, poi ma, stavolta mi è venuta a me nei piedi tuoi e per sempre. Non ne avete, dite sempre che stai sempre che può marciare a piedi con sta. Tu ne vuoi annalzare l'occhio mio, ti schifo perché sei una zoccola. Onna Geltrude, vi prego, parlateci voi. Che non mi so pigliare per un becco, ma comunque i tempi.
Ho una carme. Sa, si ti hai fatto vostro Che proprio. t'ha zitti. Ho una carme, io vero che m'ha fai fatta mia. Ma vi siete scordati che in vene che sta pizzerella sta scurrendo su sangue vostro? Zitta. Ma tu con il tuo punto più caro la vita mia. E io vi posso rispondere. Che vi posso dire? Avete ragione. A che sempre che si perdonano tante cose, tanta malvagità, tanta cattiveria, droga, omicidio, e lo perdona a figli, ma non so manco. Di non esiste. Avete ragione, la Gertrude. Avete ragione, sono papà. Perdona figlio, ma perdona. Vieni a mamma, ti perdono. Poi ma perdonami! Sì, figlia mia, ti perdono. Fammi sentire, mo. T'hai perdonata, figlia mia. Chi è sta mazza scassata? Posso passare noi, mamma stavi chiagnendo. Buonasera Gertrude, è pronto il vestito? Signorina, ma non mi riuscite niente, non ve l'ho potuto fare. Però guardate, vi faccio una sorpresa. Questa mattina per chi è presso vado scordata una lettera. Ah sì, hai ragione, quella è di mia sorella. Io non l'ho già avuto, sapete? Io non tengo proprio sto vigillo. Va bene. Ah, bella a me sta letto, qua la sorella che sta a partire a me. E quando la conferenza? La conferenza che mi pigli. Tengo l'onore di pigliare la conferenza con te perché io so che sono qui, sono una signora affronta a te. No, signore, tu che tieni la figlia che fa... Zitta! So che lo voglio riuscire, ma non la mazza scassata come te. Avrà ragione. Perché se figlio mi ha fatto la femmina malamente, l'ha fatto per amore, per un figlio, per se lo ammazzavi, ma non come te, perché tu fai sfizie. Tu si oscuri tutte le femmine del mondo. E come ti permetti tu? Ne, cara signore, non solo che ti hai pigliato innamorata mia e mano per un cuore a mamma. E chi sei tu? Ah già, mi eri scordato, tu fossi la mala femmina. Hai ragione, io sono una mala femmina.